Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la sanità e flop di adesione alla quarta dose dei vaccini. Una persona su 10 ha eseguito la profilassi, addirittura 1 su 100 tra gli under 50 e l'influenza Covid compreso imperversa. L'influenza continua a circolare, i vaccini invece sembrano già finiti nel dimenticatoio dopo la stagione pandemica. Si attestano su quota 3.000 i contagi settimanali del Covid-19, nelle ultime 24 ore 96 nuovi casi e 2 decessi, mentre resta alta l'attenzione sul virus australiano che colpisce 1 su 100 nella fascia d'età tra i 0 e i 4 anni e tra gli over 60. Continua quindi la pressione sugli ospedali con le aziende sanitarie che monitorano la situazione, ma proprio i sintomi influenzali che assomigliano sempre più a quelli del Covid non spaventano più di tanto i friulani che si sottopongono sempre di meno a tamponi e vaccini. L'esempio emblematico è la quarta dose. Solo in 115.728 su una platea di 1.200.000 persone alla data del 5 gennaio si è sottoposta alla quarta dose. 1 su 10 quindi, una percentuale che diminuisce ancora di più tra gli under 50, ovvero solo l'1%. Altra criticità, la reperibilità dei farmaci. Sono 3.000 i prodotti di marca introvabili nelle farmacie. Un esempio, per rintracciare il Fluimoxil bisogna fare richiesta fino ai magazzini del centro Italia, quasi introvabile l'ibuprofene. Colpa della guerra, soprattutto, che ha interrotto i cicli di produzione? È vero, gli equivalenti ci sono, ma come riferisce il presidente provinciale di Federfarma Luca De Grassi, la gente non si fida e così tra scarsità di farmaci e scarsa copertura di vaccini a vincere per ora la battaglia sanitaria è il virus. Continua il conflitto tra Russia e Ucraina, centinaia di rifugiati che hanno trovato accoglienza in Friuli Venezia Giulia. Oggi il presidente del Consiglio degli Ortodossi ha detto grazie ai friulani durante le celebrazioni natalizie. Purtroppo in questi momenti noi stiamo passando momenti brutti per il nostro paese, ma la verità, purtroppo, la verità di Dio è indifferente quella che pensiamo noi in contadini. Quindi noi dobbiamo soprattutto pensare della verità del Dio, cioè deve sempre comportarsi con amore, con cuore aperto ai nostri vicini. Dobbiamo reagire soprattutto prima con tanta preghiera sicuramente e dopo dare la forza e sostegno ai nostri paesani. Come li sostenete i rifugiati in questo caso? In questo caso soprattutto dobbiamo, prima di tutto, noi come la Chiesa sosteniamo sicuramente con la preghiera e con l'aspetto morale, dare un aiuto anche parlando lì e dopo con tanti sacramenti della Chiesa. Però dobbiamo dire grazie tanto anche alla Friuli Venezia Giulia che lo ha accolto e ha dato tanto sostegno che hanno posti di stare il momentino e passare questi brutti tempi. L'apertura è prevista per il 18 febbraio, ma a causa delle complesse procedure per la Brexit, il via alla mostra internazionale in Casa Cavazzini rischia di slittare. Si tratta di una ventina di opere d'arte provenienti dai musei del Regno Unito che non avrebbero avuto ancora il permesso dal Ministero al Trasporto in Italia. La Brexit ha reso le procedure molto complicate, afferma il curatore dell'esposizione Don Alessio Geretti, e quindi siamo in attesa di sapere se tutto verrà risolto. Entro giorni sapremo dire se la mostra verrà aperta al 18 oppure posticipata. Dopo il successo ottenuto con la forma dell'infinito che ha richiamato a Udine circa 60 persone, con insieme la nuova mostra in programma dal 18 febbraio al 16 luglio, la speranza è di arrivare a quota 80.000 presenze. La politica al terzo polo dinanzi ai veti del Movimento 5 Stelle decide di andare da solo alle prossime elezioni regionali. Il candidato farà parte della breve storia del nostro movimento, afferma la coordinatrice Maria Sandra Telesca, e quindi tramontano le ipotesi Nicoli e Zanon. Dialoghiamo con tutti, però la strada maestra per noi è prima di tutto continuare su quella che è la
la politica che il terzo polo vuole fare, e cioè avere un nostro progetto, una nostra idea. Prendiamo atto dei veti di alcuni nei nostri confronti, peraltro credo abbastanza ricambiati. Questa cosa delle alleanze con veti e contro veti francamente in questo momento ci interessa poco. Stiamo lavorando tra di noi, ci siamo incontrati proprio 3 giorni fa come federazione con Azione e stiamo costruendo una proposta che sia credibile. Dopodiché possono venire le alleanze, ma credo che per noi la strada maestra, ripeto, sia andare da soli. È indubbio che dovremo avere un candidato che per noi dovrà essere di alto profilo, ma soprattutto un candidato che porti avanti quella che è la politica del terzo polo, cioè una politica che guarda al futuro e che lascia alle spalle il passato. Bisogna guardare avanti e non indietro. Ci sono dei nomi che circolano, ma sono nomi che arrivano magari direttamente da Forza Italia o da Progetto FVG, gente che non fa più parte di quei partiti. Potrebbero essere loro o dall'altra parte proprio un candidato che viene dalla società civile? Se la decisione definitiva fosse di andare da soli, dovrebbe essere un candidato che proprio rappresenti in tutto e per tutto il terzo polo, che faccia parte della storia di questa forza politica, di quest'area politica liberale e riformista, che è una storia recente. La cronaca: c'è stato un furto con scasso al bar Acli di Stranzano la scorsa notte. I ladri si sono introdotti nel locale mandando in frantumi una finestra. Una volta dentro non hanno messo la cassa, un bottino di pochi spiccioli, ma è il secondo episodio nelle ultime 2 settimane. Si va verso un incremento del 5% della bolletta dei rifiuti nel Goriziano, e questo il quadro fornito per il 2023 dalla partecipata Isontina Ambiente ai sindaci dei 28 comuni soci. Aumento del 5% nell'Isontino della tassa sui rifiuti urbani, ma in alcuni comuni questa percentuale potrà essere anche più alta. E questo è lo scenario alle porte se la richiesta di integrazione ad Ausir da parte di Isontina Ambiente, la società partecipata a cui aderiscono i 25 comuni dell'ex provincia di Gorizia, più quelli di Sgonico, Monruppino e Duino Urisino in quella di Trieste, otterrà l'ok. L'aumento è causato dal rincaro dei costi attesi sui servizi forniti, quantificati in poco più di 1,5 milioni di euro nel 2023. Il presidente di Isontina Ambiente, Giulio Tavella, conferma: abbiamo presentato il budget 2023 al coordinamento dei sindaci soci e abbiamo evidenziato quali siano le previsioni e le criticità per l'anno appena iniziato. L'ipotesi dell'incremento dei costi è concreta ed è verosimile che si attesti in bolletta attorno al 5%, ma non per tutti i comuni questa cifra sarà uguale. Dipenderà, aggiunge Tavella, dalla quantità di servizi svolti sui territori delle singole municipalità. Il dato medio però non si discosterà dai 5 punti percentuali. Sarà poi Ausir a stabilire, conclude, la quota esatta comune per comune. Tra i motivi dell'aumento della tassa sui rifiuti urbani c'è anche l'incremento del 12% circa dei costi di accesso al termovalorizzatore di Trieste. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, punta ad un aumento più basso possibile per la tassa sui rifiuti urbani, mentre la sua collega di Monfalcone, Cisint, non usa mezzi termini, definendo l'incremento molto pericoloso. C'è preoccupazione tra i sindaci dell'Isontino in merito al possibile aumento del 5% della tassa sui rifiuti urbani. Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia, commenta: ne parleremo in assemblea dei soci. È scontato un maggiore costo del personale e dell'energia, fattori che per legge finiscono a pesare sulla tariffa. Ovviamente il nostro obiettivo è che con adeguati accorgimenti l'aumento sia il minore possibile. La sindaca di Monfalcone Anna Cisint definisce molto pericoloso questo aumento. È un tema complesso, sottolinea, sul quale questa amministrazione ha posto particolare attenzione da anni. Siamo gli unici in provincia di Gorizia che, lavorando scrupolosamente anche sui PEF, siamo riusciti a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese e, soprattutto in un periodo già difficile per l'economia di molte famiglie, riteniamo molto pericoloso questo incremento di costi annunciato senza aver avuto ancora da Ausir alcuna conferma. Aumenti, peraltro, che rendono inutile il limite del price cap previsto dalla legge. La prima cittadina monfalconese entra maggiormente nel dettaglio. Il problema, dice, in realtà non è tanto l'aumento attuale dei costi del 5%, ma il trend degli ultimi anni nei costi di Isambiente e dell'impossibilità di effettuare investimenti in un'epoca in cui saper innovarsi è essenziale per offrire i migliori servizi a costi il più contenuti possibile. Ritengo quindi necessario fare delle scelte, ma soltanto in un gioco di squadra con il territorio e responsabilmente dopo un'analisi complessiva, magari effettuata assieme a professionisti davanti a un piano industriale serio. A questo proposito abbiamo già proposto al Comitato Ristretto di avviare questo percorso per valutare, ad esempio, se procedere a una rivisitazione anche di impostazione delle società in-house. Ciò potrebbe consentire di risparmiare, conclude, ottimizzando i costi.
Con un gol di Danilo all'86esimo la Juventus ha battuto l'Udinese per 1-0, una buona Udinese. Sentiamo Sottil. Stasera abbiamo fatto bene. La sensazione che avevo dalla panchina era un totale controllo della gara. Cioè, abbiamo fatto bei contropiedi pungenti anche nel secondo tempo. Dopo i primi 20 minuti siamo ritornati a prendere campo. Abbiamo avuto delle situazioni importanti, poi ripeto, manca una zampata, manca anche Lovric, per esempio mi viene in mente un'azione bellissima dove siamo distesi, finta e poi tiriamo con una imprecisione che secondo me non è per le nostre qualità, cioè lì dobbiamo essere più lucidi e più precisi, su questo sì, però la sensazione era che la potevamo anche vincere, però ripeto, nel gol finale fa male perché mi dispiace per i ragazzi, perché comunque secondo me non si meritava di perdere. Ma manca che dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo e cercare di essere più attenti nei particolari che fanno sempre la differenza. Poi qua giocare contro la Juve non è semplice perché comunque la Juve è sempre la Juventus, formata da giocatori straordinari, viene da un filotto incredibile di vittorie con 0 gol subiti e queste imprese qui non le fai per caso, le fai perché c'è un grande allenatore che l'allena, ci sono dei grandi giocatori che ci giocano. La Coppa Italia di eccellenza, il Brian l'ha vinta, Brian Lignano che ha battuto il Chions per 2-1, la rete decisiva nei tempi supplementari del giovane Codromaz. Pronti per partire, arriva il primo fischio, si parte, è partita la 31esima finale della Coppa Italia di eccellenza verso Campana che torna da Variola, il traversone del Cecco, colpo di testa, rete! E dopo 2 minuti il Brian Lignano trova l'immediato vantaggio con il suo difensore, un difensore goleador, Mattia De Cecco, sblocca subito l'incontro, ex di turno, calcio di rigore, il fallo di Bonilla mi sembra ai danni di Corvaglia. Brian Lignano fischia il direttore di gara, parte De Anna, il tiro rete, il pareggio del Chions che va ad esaurirsi questo tempo ed eccolo qua, doppio fischio del direttore di gara e allora si va ai supplementari, calcio d'angolo in favore del Brian, ancora Baruzzini che si sistema il pallone, va al traversone, colpo di testa, rete, ancora lui! No, Codromaz ancora di testa all'11° minuto, il colpo di testa, torna in vantaggio il Brian Lignano, poi vede il movimento di Tartalo, che va per entrare in area, attenzione, rosso, resta in 10 il Chions ed è finita, il Brian Lignano vince la sua seconda consecutiva Coppa Italia di eccellenza. 23 la replica della partita trasmessa in diretta da Telefriuli questo pomeriggio, intanto le interviste post gara. È stata soprattutto una partita veramente giocata da 2 grandissime squadre. Il nostro portiere il primo tempo ha fatto dei miracoli veri e propri, quindi siamo stati anche fortunati, ci vuole anche un po' di fortuna, ma penso che nel contesto ce la siamo veramente meritata. Dispiace tanto, ci consoliamo, abbiamo fatto una bella prestazione, è stata una bella gara, tutte e 2 belle squadre, poi purtroppo una doveva vincere, noi abbiamo commesso forse 2 disattenzioni in difesa, il loro portiere sicuramente migliore in campo perché ha fatto veramente delle ottime parate, però purtroppo è andata così, dai. Questa è la vera festa del calcio di Gaetano. Sì, lo puoi dire, oggi è stata veramente una bellissima giornata di calcio, 1400 persone ad applaudire questa partita, queste 2 squadre che hanno dato veramente vita ad un'importante gara, la gara più importante della stagione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buona serata.